Napoli 24, benvenuti, nuovo appuntamento con il filo diretto 081 353 45 88 per contattare telefonicamente noi di Calcio Napoli 24 e fare due chiacchiere insieme. Ricordo sempre che è un'ora dedicata solo e esclusivamente a voi, ai vostri commenti, alle vostre domande, alle vostre impressioni. Napoli-Bologna 3-2, chi è stato il migliore in campo? Questo ovviamente è il suggerimento che grazie alle splendide grafiche di Giuseppe Cautiero, che ovviamente ringrazio, ovviamente ne approfitto anche per ringraziare il nostro Emanuele Bernardo in regia. Vado di corsa perché voglio veramente dedicare tutto il tempo a ciò che pensate, perché il Napoli ha vinto, ma ha convinto? Questa è la domanda soprattutto che vorrei porvi, nel senso, ieri si è sofferto un poco, anche un po' per autolesionismo, vedi la papera di Meret che fortunatamente insomma non è costata punti al Napoli, ma vi ricordo che potete seguirci ovviamente oltre che su www.calcionapoli24.it anche sul nostro canale YouTube. Ringrazio e saluto Raffaele Pio Balzano che ci dà il buon pomeriggio e Rosario D'Alessio che dice Kvara the best. Detto questo, abbiamo già la prima telefonata, scommetto, quindi andiamo subito al telefono. Pronto? Pronto? Salve, buongiorno. Buongiorno a lei, con chi parlo? Allora, mi chiamo Giuseppe da San Giorgio a Cremano. Ciao Giuseppe, il paese di Troisi. Di Troisi, grande Troisi. Dimmi. Senti, vabbè, io penso che indiscutibilmente il migliore in campo per me è Ciuira, Kvaratskhelia, fuori classe autentico. Ieri letteralmente in Ieri veramente è stato straordinario, ha fornito tre assist, cioè di mettere il pallone davanti, portiere, gol, una volta Politano, una volta Lozano, una volta vabbè, però intanto diciamo che contano solo gli assist che poi vengono tramutati in rete per le statistiche, ma in realtà lui ne avrebbe forniti almeno 10-11. Sì, vabbè, poi ripeto, considerate che 30 tiri abbiamo fatto soltanto 3 gol, veramente è ridicolo che l'allenatore Tiago Motta diciamo, dovevano pareggiare, doveva vincere, ma guarda, sono cose assurde che io sento anche da professionisti che non me l'aspetto proprio. Niente, poi volevo spezzare un po' una lancia a favore di Alex Meret, perché io essendo stato un ex portiere, sì, anche se a livello diciamo dilettantistico ho fatto l'eccellenza, ho fatto vari passi anche nel calcio Napoli, voglio dire che oggi i portieri sono molto, rispetto agli altri dei tempi miei, gli anni 70, gli anni 60, 80, sono handicappati ragazzi. Ma voi avete visto questi palloni? Sono palloni che sono indecifrabili. Prima, quando tu tiravi un tiro a effetto, si diceva all'epoca, tiro all'ungherese, cioè con l'esterno per fare il pallone prendere un'altra traiettoria. Oggi se ti centrale il pallone va a destra o a sinistra. Sì. E poi allora, diciamo, guarda Giuseppe, ne approfitto perché tu... C'è questo problema che i portieri devono giocare con i piedi, quindi si allenano molto con i piedi e non si allenano più soltanto per prendere il pallone. Quindi reputo che diciamo, ci sono molte attenuanti, perché io vedo tanti grandi portieri che fanno anche a livello diciamo, internazionale, fanno delle cose papere fuori del normale, quindi c'è qualche problema, quindi però dato che in effetti 2 mesi lui ha giocato bene, benissimo, quindi niente, vabbè, è andata in porto la partita, poi il rilievo tecnico sarà l'allenatore al preparatore atletico dire che guarda, in quel caso si fa un altro tipo di intervento. Ecco. Non voglio dire niente perché sai, certamente mi sembra di essere presuntuoso, ma si accompagna il pallone con 2 mani e cercare non di bloccarlo, ma di deviarlo in fondo al calcio d'angolo. È vero, è verissimo, sono d'accordissimo con te. Grazie Giuseppe. Volevo solo dire una cosa. Prego, vai. Sui vostri diciamo passaggi, sì. Diciamo quelli là sotto pancia, sì. Mi è uscita una notizia, non so se è di vostra fonte, che il Napoli avrebbe acquistato un giocatore a parametro zero dello Schalke 04. Mo sembra un po' ridicolo il nome, Mutanda. Ah, no.
Cioè, voglio dire, a voi risulta questo? Allora, mi risulta che questa notizia sia uscita, ovviamente l'ho letta ieri, non ero di turno, quindi non ho approfondito, approfondirò, ma però sì, è uscito sul vostro canale in sottopancia. Sì, il nome è quello, il nome purtroppo, sfortunatamente è quello, però no, insomma... vabbè, ma quello sono anche nomi diciamo, di caratteristiche africane, mutanda sì, francese, sì, ovviamente sì, però in italiano vogliono dire altro. Però io voglio dire una cosa, non pensi che il Napoli a gennaio, ecco, per l'amor di Dio, tutti sono bravi, ma un centrocampista e un terzino destro forse andrebbe comprato per dare rifiato un po' a Di Lorenzo e per cercare di fortificare il centrocampo? A gennaio, Allora, Giuseppe, ti dico quali sono le mie impressioni, tu magari continua a seguirci, lasciamo le linee libere per saluto a tutti. Grazie a Giuseppe. Gennaro in primis e Antonio in secondis, che siamo perfetto. l'enciclopedia del calcio. Perfetto, ciao, te li saluterò perché ciao, sicuramente dopo chiameranno. Ciao Giuseppe. Allora, hai detto benissimo sulla questione di Meret, cioè Meret non è da crocifiggere assolutamente, ha fatto 2 mesi di altissimo livello, intanto ricordo qua quante pressioni, anche perché è sotto gli occhi di tutti, poi vengo subito al telefono, è sotto gli occhi di tutti che non era la prima scelta del Napoli quest'anno, poi visto che sono andate male alcune trattative, vedi Kepa, vedi Navas, ovviamente il Napoli ha puntato su di lui. Il fatto che poi lui sia stato considerato il primo portiere con Sirigu, secondo, ovviamente questo gli ha dato la sicurezza per poter fare bene in questi mesi. La papera può capitare, capita a migliori, capita a Buffon, è capitata a Zoff, insomma non è assolutamente un problema, soprattutto vedendo il lato positivo, cioè che non è costato punti al Napoli. Certo è, d'altra parte, non ci vuole essere né un portiere di professionista per capire che lì c'è un errore di concetto, se la palla ti rimbalza davanti e soprattutto è forte, anche se è bloccabile perché ci sei sul pallone, magari lì vai sul sicuro, ci metti le mani e la spingi verso l'esterno, ovviamente non di fronte, e magari concedi un calcio d'angolo, ti levi un po' dai problemi, ecco, diciamola così. Però c'è anche da fare un ragionamento, magari il ragazzo era fiducioso di poterla bloccare, quindi non ci ha pensato nemmeno di deviarla e di concedere un calcio d'angolo agli avversari. Purtroppo è andata male, ma va bene così. L'importante è che capiti una volta /2 l'anno, auguriamoci una volta, visto che è già capitato, ce la siamo tolti da mezzo, e che comunque non costi punti, perché purtroppo il portiere è un ruolo delicato. Se vediamo cosa è successo a Radu l'anno scorso, che ha sostituito per una partita Andanovic contro il Bologna, è costato la papera, gli è costato praticamente lo scudetto ai nerazzurri. Ovviamente Meret l'ha fatta, non è successo niente, il Napoli ha vinto, quindi vediamo il lato positivo. Torniamo al telefono, poi mi dedico anche un po' a chi ci sta scrivendo perché siete veramente tantissimi. Pronto? Ciao Alessandro, sono Peppe da Vicenza. Ciao Peppe, come va? Bene, ti sto bene? Tutto bene, va sempre bene quando il Napoli vince, come dici Bravo. sempre tu. Ecco, guarda, lo chiedo a te perché non sono informato. Le TV nazionali, i giornali hanno dato spazio al Napoli dopo la vittoria col Bologna? Io non le guardo più la Rai. Beh, perfetto. Abbiamo tolto, guarda, fai bene così Ma evitiamo. sono 5-6 anni, non ho detto, perché sono proprio faziosi e si vede, capisci? Cioè, voglio sapere solo, no? Dove ha sofferto ieri il Napoli? Che ha fatto 30 tiri, 12 in porta, ha mangiato 4 gol il primo tempo. Ma dove lo vedono che soffre questo Napoli? Fatemi capire. Beh, Questi magari, giornali, quel della Rosa, cioè, ti rendi conto, già stanno incitando il Milan, che il Milan e il Napoli c'ha queste partite, e qua perché il Napoli non voleva vincere queste partite. Fatemi capire, ma che volete? Ti dà fastidio il Napoli che sta primo posto? No, allora, magari sofferenza è un parolone, ecco, mettiamola così, anche perché le statistiche parlano chiaro, hai detto bene tu, 30 tiri a porta. 30 tiri a partita. Il problema è che il Bologna ne ha fatti 2, ha fatto 2 gol. Ha fatto 2 gol e purtroppo conta il risultato sotto quel punto di vista. Magari
il Napoli ha sofferto dal punto di vista del risultato, ma l'importante è che alla fine, nonostante la cosa più brutta è quando domini e non riesci a chiudere la partita, incominci magari a entrare in un loop di dire sta partita è stregata, non la vinci più. In realtà il Napoli ieri rispetto all'anno scorso, perché facciamo proprio i paragoni, Thiago Motta, Spezia, a Napoli è riuscito a vincere 1-0 ed era assurdo, io non lo ricordo nella storia del calcio, senza tiri in porta è riuscito a vincere 1-0, quindi praticamente sul tabellino c'era un gol, 0 tiri in porta, cosa che potrebbe sembrare assurda se non si considera il fatto che il gol lo fece proprio Juan Jesus, che invece ieri fortunatamente ha preso la porta giusta e quindi ha segnato il gol del momentaneo 1-1. Juan Jesus, se ci ricordiamo, colpì di testa, tra parentesi un colpo di testa fenomenale, dove Ospina non poté praticamente fare niente, sorpreso, che costò i 3 punti al Napoli. Cioè lo Spezia di Thiago Motta l'anno scorso, una partita molto simile, non solo non pareggiò, addirittura vinse la partita. Quest'anno il Napoli, nonostante la papera di Meret, nonostante sia andato il Bologna sopra, ha reagito per ben 2 volte e si è portato il risultato a casa. Questo è molto molto indicativo rispetto all'anno scorso, no Peppe? Sì, è vero, adesso ho già detto, io già l'ho detto prima che cominciava il campionato, no? Con Ciro e gli altri 2 colleghi, che il Napoli era molto più forte dell'anno scorso. Perché già questi passavano a Chitricante, ti ricordi, c'erano andati via questi, a 16 vattene, io voglio sapere questi qua dove stanno adesso? Allo stadio a tifare? Ti capisco perfettamente, Peppe. L'ho detto prima, no? Adesso che stanno andando bene in auto, i 2 colleghi ci stanno, io non sto dicendo, prima che cominciava il campionato che Napoli era forte, sì. Dovevano aspettare, poi dovevamo aspettare la fine del mercato, no? Giustamente, prima non si parla mai. No, hai ragione, assolutamente. La cosa positiva, ripeto, che quando si sostituiscono i vari capitani, perché Insigne, Mertens e Koulibaly erano i capitani di questo Napoli, infatti poi la fascia è arrivata addirittura a Di Lorenzo, che si sta dimostrando un grande capitano. L'unico dubbio si poteva avere, non solo quello tecnico di dire questi ragazzi come sostituiranno quelli che hanno fatto la storia recente del Napoli, ma soprattutto dal punto di vista dell'esperienza, delle motivazioni, dello gestire determinate partite. Per assurdo e fortunatamente certi ragazzi con la loro fame, con la loro voglia si stanno dimostrando anche più maturi, tra virgolette, in determinate partite che l'anno scorso non avremmo vinto. Questo è tutto. Peppe, ti ringrazio. Ciao, sempre grazie a voi. Ciao. Allora, ho dimenticato di rispondere all'ascoltatore di prima. Parlavamo di Noah Mutanda. Sì, si chiama così, è un calciatore che non viene era dello Schalke 04, ma era svincolato, si aggregherà nel 2005 alla primavera del Napoli, quindi sì, è un acquisto del Napoli, si chiama Noah Mutanda e questo è il suo cognome. Si farà sicuramente dell'ironia, ma intanto fatto sta che è un nuovo calciatore del Napoli. Detto questo, fatto anche chiarezza su questo, io voglio andare a salutare Alessio Ricciardo. Buonasera a tutti, buonasera Alessandro, ciao Alessio. Rosario d'Alessandra, con Quara si può, poi bisogna non voglio sapere cosa. Di nuovo saluto Raffaele Pio Balzano. Mike Tyson, sì, poi le pronunce di Kvaratskhelia sono tantissime. Rosario D'Alessio, solo il grande Diego era migliore nell'assist di Kvara. Paolo Capasso, buonasera, ieri il migliore in campo è stato Kvaratskhelia, poteva fare 6-7 assist, bisogna solo essere un po' più concentrati in difesa. Sì, ieri qualche segnetto di non perfezione, chiamiamola così, anche se la prima azione del Bologna, io devo alzare le mani perché hanno fatto un'azione stupenda, e ci sta anche, diamo anche onore al merito al Bologna, che ieri almeno un gol lo ha fatto, è arrivato pulito in porta e poco ha potuto fare la difesa del Napoli. Rosario D'Alessio, siamo vicini a questi ragazzi che meritano. Le altre tifoserie che hanno delle squadre di BIP fanno il tifo, non ho capito questo. Bobozzi, Mutanda si chiama. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Giovanni,
È bravissimo, Bobot ci dice, Bobot 22, Mutanda è bravissimo, è un terzino destro che può fare anche il centrocampista, quindi i nostri ascoltatori danno anche informazioni a chi ci sta ascoltando per insomma migliorare la nostra informazione. Ma andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera, Luca da Napoli. Ciao Luca, benvenuto. Dimmi. Il migliore in campo ieri è stato Kvaratskhelia. Facile, però. Un Abbiamo ambolico, fatto il una grande domanda un fu po' un ambolico retorica. Kvaratskhelia. È vero, ieri è stato veramente fenomenale. Io vedevo chi lo andava ad affrontare, disperato, già sapeva, proprio con la faccia di cui dice ok, vado a fare questa brutta figura, a farmi saltare di netto. Sì, sembra un giocatore attualmente di un altro pianeta, quasi troppo Però bello. sto notando che lo massacrano di botte, calci, fallacci. Ci sta soprattutto E nel non è calcio tutelato, non è tutelato purtroppo. dagli arbitri. Guarda, però, allora, se ricordiamo, tu, Luca, posso chiederti la tua età? 60 anni. Allora, e quindi sai benissimo quello che doveva subire un certo Sì, Diego Maradona, Armando Dio, Maradona. no. E gli arbitri non fischiavano assolutamente niente. Quindi sì, è vero che purtroppo a volte la frustrazione, perché poi quando sei nettamente superiore all'avversario e l'avversario si fa saltare una volta, due volte, la terza volta ti stende per frustrazione. Importante insomma che il ragazzo non si faccia male, che magari quando può evitare di prendersi qualche calcio lo eviti, però insomma per il gioco che fa è inevitabile che qualche difensore Perché l'unico che non possiamo fare a meno è proprio Kvaratskhelia. Sì, sono d'accordo con te, fa troppo la differenza adesso per pensare insomma di farlo rifiatare, ecco, mettiamola così. Poi per quanto riguarda il portiere, lo vedo che non è ancora troppo sicuro tra i pali nelle uscite Sì, vero, e non dà sicurezza ai due centrali. sì, allora, l'ho detto prima, Meret arriva da anni e anni in cui non ha avuto la fiducia del club. Poi Luca, io lo ripeto, quest'anno non era in programma che lui fosse il Lo primo so. portiere del Napoli e lui lo Perché sapeva infatti, se benissimo. non sbaglio, hanno rinnovato solo per un anno. Meret, In il realtà contratto. sì, ma la questione è un'altra. La questione è sostanzialmente che tu sai di essere il portiere del Napoli e rinnovi col Napoli perché non sono andate in porto le trattative con Kepa, non è andata in porto la trattativa con Navas, quindi sai comunque inconsciamente di essere un ripiego. Io purtroppo la vedo così, quindi tutta questa fiducia, questa sicurezza già di suo non è che ce la possa poi tanto avere, o almeno la fiducia del club. Poi ovviamente Secondo il mio punto di vista manca un po' anche di personalità. ci siamo, voglio dire, anche la sua, guarda, ti dico una fesseria, ok? A volte anche la faccia dei portieri fa la differenza. È troppo timido, si vede dalla Quella faccia, magari non è nemmeno colpa sua, quella è la sua faccia, lo so. da È bravo una cosa ragazzo caratteriale. che magari, sai, quando esce non fa proprio il terrore io mi ricordo, insomma, quei portieri che uscivano e che era un tuo compagno, che era l'attaccante avversario, buttavano tutti per venivano l'aria addosso. e prendevano la palla. Adesso purtroppo non è tanto così, è comunque un portiere che ha avuto dei brutti infortuni proprio avendo degli scontri con gli attaccanti, proprio perché non è un po' gracilino anche fisicamente, insomma, Sì. però nei pali Però gli dobbiamo dare fiducia perché tra i pali è forte. è forte, A è parte forte e l'errore soprattutto di ha ieri, però la fatto... palla ha preso una strana deviazione prima che arrivava dalle sue parti. Su quello siamo d'accordo, però quella palla non si blocca, quella palla non la devi provare a bloccare, la devi deviare, secondo me. Poi ma è un errore, ok? Ma gli errori li commettiamo Può tutti. capitare, capita a tutti i grandi portieri. Assolutamente, ha fatto 2 mesi in cui è stato impeccabile, contro il Milan ha fatto delle parate che tanto contano le parate, tanto contano i gol. Perché Sì. non capisco nemmeno perché poi crocifiggere È Meret... una grande parata che è paragonata a un gol fatto. Esatto. Io sto sentendo tante critiche su Meret e ci può stare perché la papera è evidente,
Però nessuno parla di Politano che ieri ha sbagliato un gol. Sì, un gol facilissimo. Però perché Meret è da colpevoli, cioè voglio dire, Meret è vero, ha subito un gol tramite la sua No, papera. quello è stato un po' colpevolizzato in più, lo sai perché? Secondo me perché abbiamo preso il gol subito dopo essere andati in vantaggio. È vero, e poi È c'è stato stato anche il pareggio. quello. È vero, è vero. Però insomma, l'importante, Luca, è che Poi l'ultima comunque non cosa, sia se non poi gli costato arbitraggi punti. a favore del Milan, come l'anno scorso, se ti ricordi Napoli-Milan al San Paolo c'era il fallo di Tomori su Osimhen nei primi minuti. Sì, vero. Un fallo nettissimo in area. Sì, no, ma lo ricordo e non fu assegnato il rigore. Luca, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Ringrazianti a voi e buona serata. Ciao Luca, grazie mille. Allora, Alessio Ricciardi, l'ho letto, aspetta, devo tornare indietro perché mi sarò perso qualche messaggio. Allora, Paolo Capasso, anche per me non serve nessuno per Genoa, siete andati avanti nelle discussioni. Il Milan l'anno scorso ha vinto con gli aiuti dei tifosi, non facciamo mancare il nostro valore a questi ragazzi in massa allo stadio per un sogno che questa volta si può avverare. Paolo Capasso, terzino destro, abbiamo già Zanolli, diamogli fiducia. Il Napoli deve rimanere così, ha tutto per vincere e provarci. Abbiamo un altro... Allora andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Salvatore da Catanzaro. Come stai? Scusami, non ho capito niente, puoi ripetere? Ciao, sono Salvatore da Catanzaro. Salvatore da Catanzaro, ciao Salvatore. Ciao. Allora, Pronto? ti sento, vai, chi è stato Io ti sentivo male. Allora, niente, rispondo subito. Allora, sarebbe facile dire un nome che tutti quanti... Voglio dire, hanno letto sul è una giornale. domanda retorica la nostra alla fine, si sa chi è stato No, il però migliore. stavolta voglio, siccome voglio diverse partite che non è che le vince solo uno, le vince il gruppo. Assolutamente sì. Le vince il gruppo e poi naturalmente voglio fare un nome questa volta che se lo merita perché l'ho sempre criticato, l'abbiamo criticato anche insieme, se ricordi. Secondo me il miglior uomo in campo è stato Spalletti, come lo è stato già nella partita precedente. Sì. Perché dagli errori sui campi l'ho sempre criticato, sempre. Non mi è mai piaciuto con i campi. Chi non lavora, come si dice, non sbaglia. E lui Hai ragione. dagli errori secondo me ha imparato molto. Salvatore, aggiungo un'altra cosa. Spalletti sì. ha detto una frase molto importante ieri in conferenza dopo la partita. Ha detto: la gestione della squadra che ho quest'anno non potevo averla l'anno scorso, riferimento a certi calciatori che probabilmente pretendevano di avere un certo minutaggio e volevano stare in campo. E ti parlo magari di quei senatori che se ne sono andati, tipo Insigne, tipo Koulibaly, tipo Mertens, che ovviamente se tu provi a mettere in panchina un Insigne, provi a mettere un Maghina in Mertens, che forse non si fidava più di tanto, aveva quello e quello purtroppo... No, ma nella tempistica. Tu dici proprio a livello di tempistica delle sostituzioni. Ti ricordi l'anno scorso, 70esimo, 80esimo? Sì. Cioè, è vero che la rosa è totalmente cambiata, voglio dire, adesso hai degli uomini che non sono più dei panchinari, ma sono come dice lui, sono tutti titolari, però nella tempistica. Ieri tu hai fatto lo Zano Osimhen, io quando ho visto a quelli in campo ho tirato subito il sospiro di sollievo, cioè perché è proprio lo Politano Raspadori primo tempo non bene, cambi subito, immediatamente. Cioè senza aspettare 20-30, che poi passano i minuti e le cose si fanno più difficili. Sì, questo aiuta allora, pure il fatto che ci siano 5 che sostituzioni. Che il migliore per me è stato Spalletti, ecco per questo. Per tutte le volte che magari l'ho criticato nella gestione dei campi. Ma ci sta, voglio dire, quando bisogna criticare si critica, ma è giusto che poi quando si fa bene è giusto anche elogiare. Voglio dire, Salvatore fa parte della coerenza delle persone, anzi complimenti. Guarda, io dico una cosa, il calcio secondo me è un argomento dove tutti siamo incoerenti, cioè voglio spiegare proprio perché è il calcio, specialmente il tifoso, come non dico i giornalisti perché lo fanno per mestiere, quindi forse loro anche, però anche alcuni giornalisti noto che sono incoerenti purtroppo, perché si vive di sensazioni, tu giudichi il momento, no? Sì. E ti pensi che quel momento possa essere
diciamo sempre quello. Tu dici questo qua fa così, sbaglia i cambi, questo li sbaglierà sempre. Però poi ci dimentichiamo che naturalmente quello è un lavoro come tutti i lavori, no? Perché io al lavoro posso sbagliare e mi posso correggere poi. Assolutamente, No? assolutamente d'accordo quando con te. ci sono, voglio dire, c'è una programmazione, cioè voglio dire, un allenatore lavora come si deve. C'è un aggiornamento, c'è e uno quindi- studio, c'è tantissimo. Voglio dire, Spalletti lo ha fatto, Allegri non mi sembra, e poi i risultati si esatto, vedono. facendo un esempio, c'è pochi si intestardisce con la sua idea e vuole andare fino in fondo con quella, pure se si sta, diciamo, schiantando a 200 all'ora, poi voglio dire, contro un guardala. Cioè, voglio dire, No, solo- no, io sono credo che solo gli d'accordo, stupidi sono non cambiano idea. No, pure lui ha cambiato dal 4-2-3-1, ha cambiato dal Al 4-3-3. 4-3-3, Perché si è assolutamente. reso conto che con gli uomini che ha a disposizione quel modulo, voglio dire, non sarebbe stato adatto, voglio dire, a quel tipo di giocatore non sarebbe stato adatto a quel modo. Io ho sempre detto puntualmente che è cambiato. cambiare idea è da persone intelligenti. Quindi, Esatto, solo gli stupidi credo non cambiano idea. Quindi Esattamente. veramente va elogiato perché i meriti, giusto voglio dire, quando uno vede delle cose e critica, ma poi quando è giusto di dare i meriti a Concettere quello che dice bisogna darli. E lui veramente, a parte diciamo, voglio dire, alcuni arrivi che voglio dire nessuno al mondo si sarebbe mai pensato, nelle turrose, cioè, voglio No, dire, no, sono d'accordo. dei pensieri voglio dire, ottimisti che uno può avere, pensare che un ragazzo alla Georgia facesse delle cose del genere, cioè. Ma pure ieri Kim stesso, uno dei migliori in campo, che sta, voglio dire, cioè, cosa vogliamo dire? no, C'è solo sta da andando applaudire, solo veramente da togliere tutto il come deve cappello. andare. Solo da togliere il cappello e da fare i complimenti al gruppo. Meretta ha sbagliato, va bene, incoraggiamolo, ha fatto un errore, purtroppo ne aveva fatti altri in passato, cioè, adesso è il momento di stare tutti uniti e di incoraggiare solo la squadra, non fare nessun tipo di critica critica. allarmistica. Pure il fatto di Elmas la società l'ha fatto rientrare subito quel discorso, quindi ha fatto un'ottima pure comunicazione, stiamo migliorando un po' su tutto, sai? Allora, che vogliamo dire? Forza Napoli, lascia spazio agli altri. Ti ringrazio, godiamoci questo Salvatore. momento. Ciao, grazie, grazie Ok, mille. buona serata. Grazie. Io comunque sulla questione Elmas, io devo dire che questo caso è stato solo e esclusivamente creato dai tifosi. Poi potete dirmi quello che volete, ma che il giocatore abbia fatto una battuta su un social ci sta pure. Io non ci ho visto assolutamente niente di critico. Chi ha minimamente giocato a calcio vi posso assicurare, ma vi racconto una piccola cosa. Ovviamente in ogni squadra, adesso ci sono le 5 sostituzioni, prima c'erano 3, quindi spesso chi si sedeva in panchina difficilmente faceva più di 10 minuti in campo. E ricordo alcuni compagni di squadra che giocavano di meno, giocava quasi sempre la stessa formazione, che si allenavano come tutti gli altri, anzi magari anche più di tutti gli altri, che ridevano, scherzavamo. Quando poi si crea un gruppo dove si è uniti, si rema tutti dalla stessa parte e ci si diverte, soprattutto tenendo conto che non si guadagnavano i milioni che guadagnano sti ragazzi, ma anzi si veniva ad allenarsi col freddo, col gelo, con la pioggia e col caldo, dopo ore e ore di lavoro, ore e ore di studio, e si faceva la battuta, oggi si scherzava in panchina chi porta le coperte, in panchina chi porta il frigobar, chi porta la PlayStation, ma mica si rideva e si scherzava nello spogliatoio senza che nessuno si offendesse più di tanto. Che sto ragazzo abbia scritto una cosa sui social e che qualcuno si sia arrogato il diritto di andarlo a contattare in privato e dirgli siate voi, fai il professionista perché si rompe l'incantesimo. Ma l'incantesimo di che è il Signore degli Anelli? Stiamo giocando a pallone, calcio. Un ragazzo che ha detto che l'amore della mia vita è la panchina, cioè a me mi ha fatto ridere. E soprattutto, perdonatemi se è un fake perché non ho avuto modo di verificarlo, ma che Osimhen, che praticamente col guardalinee con la bandiera alzata fuori gioco, il mio unico amore, è fake o è reale? È fake? È fake, no? È una cretinata, però voglio dire, è una battuta, cioè, è giusto prenderla così. Cioè, il ragazzo non penso abbia avuto chissà quale problema nello spogliatoio, anzi ci metto la mano sul fuoco e sono fatti tante risate, lui, l'allenatore, i compagni, tant'è
che non credo ci sia stata, o almeno non ho notizia di multe, di rimproveri oppure che sia stato messo fuori rosa. Anzi, Spalletti ieri, tra parentesi, l'ha messo in mezzo al campo sul 3-2, quindi a partita ancora aperta. Non ha fatto la differenza, ha fatto gol, ha fatto assist, sono entrate in azioni pericolose. Però io ho visto un Elmas che corre, anzi, probabilmente ci ha messo pure più di quello che avrebbe dovuto metterci, rischiando qualche cartellino, correndo, facendo qualche fallo inutile a destra e a sinistra, per dimostrare a quelli che poi hanno scritto in privato, un ragazzo macedone di 21-22 anni che gioca nel Napoli, di andargli a dire ma tu fai il professionista, perché tu devi fare il professionista. Ho letto solo una risposta, perché poi lui giustamente si è messo anche a rispondere ai vari messaggi, e poi questi messaggi che si mandano in privato giustamente si fanno gli screen e si mettono sui social. L'altra grande prova di maturità, il ragazzo ha detto: io faccio il calciatore, tu pensi a fare il tifoso, e ci sta. Cioè, non capisco perché arrogarsi il diritto di andare in privato e andare a insegnare alla gente come si è professionali e come si è senza che nessuno lo abbia chiesto. Quindi poi è nato un caso da questo, cioè dal nulla, perché poi io arrivo subito al telefono, vedo che arrivo subito al telefono, ma mi starà ascoltando, magari mi darà anche la sua impressione. Mi sembra assurdo che poi si monti un caso che poi la stampa giustamente prende, perché io poi sabato ero la mia giornata di riposo, mi arriva la notifica di Sky, scoppia il caso Elmas a Napoli, in quanto in realtà non era successo assolutamente niente. Allora, se evitiamo questa sorta di autolesionismo inutile, magari vediamo che quell'incantesimo che qualcuno chiama, quando in realtà si chiama calcio, è qualcosa di assolutamente tangibile e reale, vediamo che i problemi magari evitiamo di crearceli da soli. Detto questo, andiamo al telefono. Scusami, chiunque tu sia, scusami se mi sono dilungato. Pronto? Vai tranquillo Alessandro, non c'è problema. Comunque buon pomeriggio. Buon pomeriggio Raffaele da Napoli, ciao. No, allora in realtà chiamo da Eboli. Da Eboli, dove si è fermato sì, Cristo, sì. Quindi... Sì. Allora Alessandro, devo corretto. dire un attimo una cosa, posso? Prego. Allora, purtroppo oggi ho ricevuto delle offese gravissime, perché allora diciamo che mi è stato detto oggi da Vincenzo Credendino e da Riccardo Catapano che allora io sembrava che avessi la maglia del Bologna, ma non è vero. Che avessero, scusami, che avessero? Che io ci avessi la maglia del Bologna, ma non è vero. Non è vero. Non so a cosa ti riferisci, se mi puoi spiegare. Sì, ti spiego subito. Prego. Hanno visto insomma la mia foto del profilo e vedevano una maglia rosso-blu, ma non era la maglia del Bologna, era una maglia di una squadra di calcio a 5, questo è il fatto. Capito? Ok, allora correggiamo... E poi, scusami Alessandro, Prego, un'altra offesa che ho ricevuto è che sono stato dato del troll, io. Troll? Cioè nel senso di chi mandava... Il troll è chi manda messaggi per prendere in giro? Sì, ma non è vero. Allora, guarda, siamo in diretta. Prego. Raffaele, allora chiariamo una cosa, poi ovviamente Prego. la chiarirò anche con Vincenzo e Riccardo. Allora c'è stato un equivoco, ok? Però non le voglio considerare offese alla fine, non è stato, però ok, c'è stato un equivoco, non era la maglia del Bologna, quindi Raffaele non è un tifoso del Bologna, è una maglia di calcio a 5 e soprattutto non è un troll, questo ve lo posso assicurare perché ci sto parlando io in diretta, quindi... È tutto chiarito, ti chiediamo ovviamente scusa se ti sei sentito offeso per qualcosa. Conosco Vincenzo e Riccardo, non sono assolutamente tipi che offendono le persone e non l'avrebbero fatto sicuramente di comunque non è tanto colpa loro, ma io mi sono sentito offeso, questo va benissimo. Allora, che nessuno si senta offeso perché siamo tutti una famiglia, mettiamola così. Benissimo, ok. Allora, comunque per quanto riguarda il migliore in campo di ieri, io dico che il migliore in campo è stato Kvaratskhelia. Ok. Perché comunque è veramente grande corsa e poi dà sempre grandi palloni in profondità, fa grandi assist, quindi davvero un giocatore fenomenale. E poi comunque su Kvaratskhelia però voglio dire una cosa, non è Maradona. Evitiamo paragoni un po' scomodi, meglio per i ragazzi, meglio per
È vero, è vero. Va Vabbè, bene. allora, comunque, dimmi, Ok. dimmi Alessandro. No, mi fa piacere che ci siamo chiariti, che tu abbia potuto esprimere la tua idea al filo diretto. Mi auguro che tu torni a chiamarci, così ci conosciamo anche meglio, e ti ringrazio ovviamente per la Certo. telefonata. Va bene? Comunque un Dimmi. saluto e un abbraccio ad Emanuele Bernardo, come sempre. Sì, se è qui che ti sta sentendo, mi ha fatto il pollice su, quindi ti Va saluto. bene. Ti Ciao, ringrazio. ciao, grazie, ciao Raffaele. Buon pomeriggio, arrivederci, Ciao, buon alla pomeriggio a prossima. te. Beh, abbiamo chiarito anche questo fraintendimento, mettiamola così. Francesco Stile, ciao Francesco, ciao anche a Paolo Capasso. Ma come quest'anno i giocatori del Napoli hanno fame di vittorie, verissimo, i giovani quando si devono imporre. Francesco Stile, buonasera, Forza Napoli sempre, domenica la conquista di Roma, ieri pure nella sofferenza si è vinto. Rosario, Rosa, parliamo di noi. So che alcuni, insomma, personaggi televisivi, ovviamente magari per partito preso, o per quello che loro spacciano per coerenza, per me non lo è, continuano a cavalcare, ad essere un po', andare contro la massa per ottenere un determinato riscontro, che sia positivo o negativo, basta che se ne parli. Purtroppo questa è l'epoca dei social. Antonio De Rosa, ciao Ale, buon pomeriggio a te, sempre Forza Napoli. Ciao Antonio. Bobotto 22, ragazzi, ditemi una cosa: la gestione che fa Spalletti sulla sinistra e Olivera sulla destra non la può fare, quindi non venitemi a dire che siamo a posto così. Non capisco sinceramente perché. Io penso che sia una gestione più che oculata e che soprattutto sta dando i suoi frutti. Andiamo al telefono, pronto? 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 Grande Antonio. Pronto? Antonio, abbassa la televisione e ascoltami dal Alessandro, telefono. buongiorno. Buongiorno a te, carissimo. Antonio, abbassa la televisione, se no non andiamo avanti. Buon pomeriggio. Da buongiorno siamo passati a buon pomeriggio Antonio. Chi è stato per te il migliore in campo? L'hanno detto tutti L'hanno quanti. detto, allora Antonio, ti ho voluto fare una domanda, vai tu. Tu lo sai, a te ti lascio a briglie sciolte. Allora, io ho sentito tante cose oggi. La cosa più importante ti devo dare un 10 a te, sai perché? A me? Vabbè, Ti ringrazio, alzi un po' la voce, ma Alessandro, ma possibile che sei sempre tu che non mi senti a me? Tutti mi tu sentono. metti la mano davanti al microfono. Ma quando mai? Scusa, che sono accuse gravissime. Quando Dove mai? ce l'hai le mani? Cioè, Mani in alto, sei un Alessandro. fenomeno in alto. Ok, ce l'ho qua, va bene, non ce l'ho davanti al microfono. Mi senti adesso? Allora, la cosa bella che hai detto, il fatto che voi si è mangiato Politano Sì. e noi processiamo a Meret per quell'errore che ha fatto. Allora non ricominciamo. Il problema, ieri, se non vincevamo la partita, non è sì, ha sbagliato Meret, no, e succede. Il gol più clamoroso ha mangiato Politano e l'hai detto tu e mi fa piacere. Poi gli altri giocatori si hanno mangiato altri 2 o 3 gol. 30 tiri in porta, 3 gol e sono E pochini. poi un'altra cosa, Vai. nessuno ha parlato, voi andate a vedere il gol che ha preso il Napoli. Sì. Vedete Di Lorenzo che cosa ha fatto quando abbiamo subito il gol il primo gol là. Lo so, però sono stati bravi anche loro, diciamolo, hanno fatto... Adesso, No, niente. allora, a difendere a Di Lorenzo e difendiamo. No, io non sto difendendo... Allora, non ricordo cosa ha fatto Di Lorenzo nello specifico. Non quindi- parliamo che gli altri si facciano i gol e attacchiamo Meret. Fate No. vedere che Di Lorenzo in 2 o 3 occasioni l'avversario non l'ha proprio visto. Ma volete mettere queste cose in risalto? Allora, ti chiedo scusa perché non me ne sono accorto, però... Adesso non ti senti, devi aggiustare la cosa.
Allora, Antonio, io purtroppo non so più cosa fare, più che me lo metto così, ecco. Mo mi senti? E fatti alzare un po' la voce da là. Allora, Emanuele sta al massimo. Anto, fai questo sforzo. Allora, per carità, tutti sbagliano, se no sarebbero dei robot, non sarebbero degli esseri umani. Io ieri mi sono concentrato, forse ho sbagliato da cronista, però mi sono concentrato sull'azione che ha fatto il Bologna, che ieri ha fatto una bella azione e è andata in vantaggio. Ora non ricordo di preciso quale sia stato il movimento di Di Lorenzo in quell'azione, però mi fido assolutamente di te che mi dici che probabilmente si è perso, che è uno che spinge tanto Di Lorenzo e che qualche volta può avere delle lacune, si è preso in contropiede sulla destra. Detto questo, ne prendiamo atto, Antonio, e lo diciamo, voglio dire, la trasmissione è fatta per questo. Allora, andatevi a rivedere questa azione. Me la andrò a rivedere, assolutamente, Antonio, me la andrò a rivedere, adesso è curiosità mia. Di Lorenzo, al suo avversario non lo sta marcando più. Va bene, me lo andrò assolutamente a rivedere. Il del Bologna che è andato a manicomio, cambiasse che marcava la scema. Sì, è vero. Una grande partita il terzino. Sì, Cambiasso che ha fatto anche l'assist per Zirkzee. Sei d'accordo? Sì, no, è un buon esterno Cambiasso. Cioè noi dobbiamo guardare pure queste cose, perché poi finché il Napoli vince. Poi magari prende un po' e tutto quanto contro me, ma devono smettere. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Altre cose. Vai. Come si può fare per aver fatto le parcelle? Se a Di Lorenzo e se a Zelisci, ma siamo matti. Allora, ieri le pagelle le ha fatte Dino Viola. Attenzione. Dimmi, fammi capire che hanno messo 6 a Di Lorenzo e 6 a Zielinski. Hai capito? Allora, Dino Viola, questo messaggio è per te, dopo registra a sospezione, glielo mandiamo subito, Va bene, ora un pochettino. Sì, no, ma mi fido di te, prenderemo sicuramente dei provvedimenti. Siamo a posto che abbiamo vinto come la probabile. Però se per 2-3 non ci mangiavano i gol, la partita, no? La chiudevamo prima e stavamo a c'è stato un po' di difficoltà perché abbiamo fatto 50 azioni. Se ci mangiamo subito 2-3 gol, la partita diventa un po' complicata. Ok? Grazie a te, Anto. Vedremo di aggiustare questo volume del microfono ciao Anto, che quando purtroppo chiama Antonio succede qualcosa. Secondo me lo fa apposta. Sì, mi ha suggerito un'idea, poi magari te la diciamo in privato. Antonio De Rosa, ciao, buon pomeriggio a te, questo già ti ho letto. Allora, Paolo Capasso, il Napoli deve essere un rullo compressore, continuate a mandare il pallone in rete senza fermarsi mai. Rosario adesso può giocare pure Zerbin, vero, ma lo tiene in considerazione sicuramente Spalletti. Secondo Bobot ci vuole un degno sostituto di Lorenzo per poterlo alternare seriamente e non solo ipotetico. Sì, forse non so quanto veramente punti su Zanoli al momento Spalletti, però insomma, se ce ne fosse bisogno, se comunque non darà le determinate garanzie, io penso che comunque a gennaio il Napoli potrebbe fare delle valutazioni, ma non abbiamo ancora, insomma è presto e non ci sono ancora notizie al riguardo. Andiamo al telefono, pronto? Alessandro, ciao, sono Mimmo. Ciao Mimmo. Ma ricordiamo a tutti quelli che hanno chiamato prima, sì, che una cosa è giocare sul biliardino dove i giocatori stanno lì fissi, e una cosa è giocare ogni 3 giorni per un mese consecutivo. Qui stiamo facendo le pulci oggi nella tua trasmissione. Stiamo analizzando quel fatterello, quell'altro fatterello. Vabbè, ognuno analizza quello non che ci vuole. spostiamo, non ci vogliamo. Diciamo le cose gravi. Lo dico per l'amor del cielo, si accettano i pareri di tutti e ci mancherebbe. Le idee, però siamo alle cose più serie, molto ma molto più serie, che sono legate al fatto che io mi sono fatto una convinzione che è molto più facile arrivare ai quarti e alle semifinali in Coppa dei Campioni che vincere uno scudetto.
perché purtroppo la gestione delle partite le puoi vincere quando vuoi tu, ma se io mi abbraccio a Lozano 1 o 2 volte, mi abbraccio a Politano e faccio falle da dietro, e 1, e 2, e 3, e 8, e 10 partite consecutive, e il cartellino non lo vede, è un fatto che vado in Europa e invece mi ritrovo che le squadre avversarie, parliamo di Ajax, Rangers e Liverpool, prendono 2 rossi e la bellezza di 12 gialli, addirittura nei primi minuti delle gare, basta analizzarle. E quindi far capire che, caro signori, qui si tutela il calcio, che volete fare altro tipo di sport, non è questo, in campo internazionale e in Europa. In Italia ieri ci sono stati 2 VAR, uno a Napoli e uno a Verona. Udite, udite, Valeri e un certo Mazzoleni lì a Verona. Mazzoleni a Verona guidava il ragazzino in campo e nel secondo tempo la bellezza di 3 gialli in 10 minuti al Verona. Un arbitraggio letteralmente scandaloso nella gestione dei cartellini. E questo signore ineffabile Mazzoleni, che sta sempre al servizio del potere costituito, immediatamente cambia casacca, da quella dei Juventina si è messa quella del Milan addosso, l'anno scorso e quest'anno, perché si sta al servizio del potere. E cosa succede? Succede la cosa più strana, anzi la più chiara del mondo, che nessuno continua a non vedere. Un arbitro quando scende in campo, giovane o vecchio che sia, ha 2 tipi di osservazioni. Sa che deve dare conto a 2 persone, il mediatico e il designatore. Se mediaticamente non lo massacrano, e lui quello spera. Ma come può pensare qualcuno, sono 12 anni, che gli arbitri, e l'esempio, il top dei top è stato quando nel 2018 io con lo scudetto, tifoso del Napoli, con lo scudetto in tasca, me lo vedo scippare, e quelli che me lo scippano vanno a fare i mondiali. Sto parlando di Orsat e Errati, addirittura capo VAR, delegazione a Mosca. Allora a quel punto lì io capisco che la mia carriera è legata a dare addosso alle squadre che non hanno il potere mediatico. Il mio designatore è contento di questa cosa qui. Nel momento in cui ieri faceva Francesco, come si chiama il cognome dell'arbitro di Napoli, faceva il colpaccio del pareggio, ma lui nel giro di un mese sa benissimo che diventa internazionale, pure se è un ragazzino, perché questa è la carriera di un arbitro. Sapere che se si arbitra in una certa maniera, non con fatti clamorosi, Alessà, non con fatti clamorosi, mi basta la gestione dei cartellini, già mi porta molto lontano. E ieri è stato scandaloso, e con le altre partite, non ci scordiamo mai che la partita delle partite, fino a questo momento in campionato, è stato il cartellino ad Anghissà al terzo minuto a Firenze, terzo minuto di gioco, palla al centrocampo, quello che dà un cartellino anche sai, lo condiziona per tutta la partita per fargli in modo da fargli, perché a quel punto lui non potrà più intervenire, un altro fallo e il Napoli rimane in 10. E allora queste sono le cose che andare a vedere per poter andare a oltre, perché sono 12 anni, non è ieri sera. E se queste cose da un punto di vista tecnico un giornalista non se ne accorge o fa finta di non vedere, e non è il caso vostro, allora qui siamo alla frutta. Quindi giochiamoci il campionato come sempre, come tutti gli anni. Ma quando tu a una squadra come il Milan dovrebbe avere 7, 8, 10 punti in meno, glielo metti lì a 3 punti, ci sta qualcosa, perché l'ultima cosa che ti voglio dire è questa: veloce, che quando poi tu giochi male o malissimo puoi e devi anche perdere, ma il Napoli succede questo al Napoli, quando gioca male o malissimo, ma al Milan, gli anni passati alla Juve, ma al Milan negli ultimi 2 anni, quando gioca malissimo si porta pure i 3 punti a casa e sta sempre lì sopra. Sì, il giornalista che se ne accorge, o è incompetente o è in malafede o sta a servizio del potere della stampa del Nord. Non c'è altra spiegazione. Io ti ringrazio di avermi ascoltato e come sempre vi seguo sempre. Grazie a te Mimmo, ciao, un abbraccio Mimmo.
Allora, vediamo. Luigi Grande, Alessandro non sono d'accordo, Elmas è un professionista, un personaggio pubblico, questa uscita se la poteva risparmiare, inoltre ha risposto male a dei tifosi che gli hanno scritto. Luigi, puoi non essere assolutamente d'accordo, siamo in democrazia, ma io rimango assolutamente della mia idea. È un professionista e lui il professionista lo deve fare in mezzo al campo, non certo... poi che è un personaggio pubblico, per carità, ben venga per lui, arrivo subito al telefono, però se qualcuno gli manda un messaggio in privato, lui è libero di rispondere e di rispondere come vuole. Se qualcuno gli dice che non è un professionista e lui risponde tu pensa a fare il tifoso, io penso che non abbia sbagliato assolutamente nulla e che sia lecito che poi lui risponda in privato a chi... Io quello che non riesco a capire, no? Un giocatore del Napoli fa una storia lamentandosi, tra virgolette, anche se per me non era una lamentela perché magari era una battuta ironica in cui ovviamente, ma poi voglio dire, quale allenatore sarebbe contento di avere un giocatore che è felice di stare in panchina? Io lo vorrei capire, cioè che me lo tenga a fare un giocatore del genere che si piglia i soldi, si mette in panchina ed è contento la domenica o il mercoledì, cioè di che stiamo parlando? Non riesco, continuo a giudicare assurdo chi nell'arco della giornata, tra lavoro, stress, figli, casa, bollette, eccetera, eccetera, in un momento... Come? Abbia avuto il tempo, ma soprattutto la fantasia di andare... adesso vado da Elmas su Instagram, gli apro i messaggi privati e lo critico perché ha scritto una cosa del genere. Cioè per me è completamente fuori dal mondo, completamente. Se un ragazzo ha avuto uno sfogo su Instagram e nessuno gli fa notare che chissà quale guaio ha potuto fare, vedete che non si crea nessun caso. Quindi io penso che alla fine i tifosi facciano la loro parte, anche evitando di gonfiare delle bolle che possono scoppiare così appena nate. Tutto qua. Poi ti ripeto, Luigi, per carità, ognuno la pensa come vuole. Adesso ho capito chi è Raffaele che ci ha chiamato prima, è Raffaele Pio Balzano che ci sta anche scrivendo, e quindi insomma chiarito l'arcano, non c'è nessun caso, basta spiegarsi e tutto succede. Ripeto, era una maglia di una squadra di calcio a 5 che lui indossava. Abbiamo qualcuno al telefono che mi sta aspettando non so da quando. Pronto? Ciao Ale, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo, come va? Tutto bene? Tutto abbastanza bene, nonostante l'età e qualche dolorino. Qualche acciacco, mettiamola così. Qualche acciacco, quando arriva a 70 anni è così, vabbè. Ci sta. Avere sempre, come si dice, l'età, diciamo, la giovinezza non è un periodo della vita, ma uno stato d'animo. Assolutamente d'accordo con te, Enzo. Ritornando in campo, sì. Io volevo riallacciarmi all'osservazione che ha fatto Antonio per quanto riguarda il gol preso. In effetti, se noi andiamo a vedere, io non so se era Juan Jesus oppure Di Lorenzo, che lui parlava di Lorenzo, che avevano l'avversario dietro alle spalle, colui che poi ha fatto il passaggio per Zirchi, no? Cambiasse. Allora, tu lo tieni, mi sta bene che lo tieni dietro, ma se tu sei allineato con gli altri della difesa, gli altri componenti, cioè mettendolo in fuori gioco, gli altri componenti lo tenevano in gioco, tu lo dovevi guardare, ecco l'errore. Sì, io Enzo continuo a dire, quell'azione del Bologna, poi per carità, qualsiasi azione è fermabile se sei attento, ma quell'azione del Bologna è stata fatta veramente, veramente bene. Poi, per carità, che il Bologna ne faccia uno su 90 minuti e il Napoli ne faccia 30, ci sta pure. Però qualche volta si può prendere pure gol per bravura degli avversari, non è... Però con più attenzione. Sì, assolutamente, con più attenzione il Napoli non ne prende, cioè a fine campionato prende 0 gol, questo è normale. Sì, dicevo, con più attenzione. Il calciatore, il nostro difensore, se c'ha l'avversario dietro che lui ritiene in fuorigioco, mi sta bene, come dicevo prima, se gli altri sono in fila. Sì, oppure gli altri, se salivano sul portatore di palla,
mettevano in fuorigioco colui che poi ha fatto l'assist per Zirkzee, è tutto qui, semplicissimo. Comunque, su quello poi ci siamo. Le dinamiche della partita, perché a parlare è facile, no? Certo, poi è normale. Ma la dinamica della partita è diversa, vabbè. Comunque, risolto questo quesito, io dicevo, ritornando alla partita, meno male che Osimhen ha fatto gol, se no erano problemi per Politano, si è mangiato gol, e per Meret. Comunque con questo gol li abbiamo salvati. Io dicevo, se anche sai in ritardo di preparazione, perché non ci portiamo Di Lorenzo a centrocampo e mettiamo Ostergaard in difesa con la Roma? Se proprio è giusto, però Enzo, mi sembra che si sta ripigliando. Enzo è un po' lento. Ma allora Enzo, ci sta qualsiasi cosa, il problema è se tu hai comprato Dombele e quando deve giocare tu prendi e sposti un terzino a centrocampo, cioè tu a sto ragazzo lo uccidi praticamente, gli dici tu a noi non ci servi. Poi per carità, ognuno vede il calcio come vuole, per me Di Lorenzo tra parentesi l'ha fatto pure qualche volta che c'è stata la necessità. Mi sembra in Champions League l'anno scorso, gli ultimi minuti. Sì, ma lui va spesso in avanti Di Lorenzo, va spesso a centrocampo e anche sull'ala destra. Quindi vabbè, lui è uno che spinge, insomma, è famoso più per spingere che per difendere. Però sì, e poi Di Lorenzo darebbe anche una mano ovviamente ai difensori, mettendo Ostergaard, Kim e Olivera. Vabbè, questo sono tattiche che affidiamo al nostro esperto Spalletti, che per fortuna gli stanno dando bene i cambi. Non so se per suo bravuro, perché è fortunato che chi già un po' per tutte e due, va. Comunque io volevo fare solo un appunto, cioè io a posto di Elmas avrei messo Zerbin, perché Elmas se sta scoraggiando sto ragazzo, poiché è impiegato poco. Diciamo non vorrebbe strafare, però alla fine non è inconcludente, e Zerbin c'è un fisicaccio, ci serviva molto quando la squadra avversaria preme per fare il pareggio. Poi l'ultima cosa e poi dopo lascio. Vai, siamo in chiusura. L'Udinese, attenzione, l'Udinese non è una meteora, No, assolutamente no. Io ho visto con la Lazio e meritava di vincere, attenzione. Assolutamente, ma pure con l'Atalanta meritava di vincere nonostante fosse andato sotto 2-0. Allora, le squadre in mina vacante sono Atalanta e Udinese, sono fortissime, ma anche perché non hanno impegni europei. Attenzione, io oltre a Napoli c'è il Milan e queste due, io non guardo neanche Inter, Juve e le altre. E se Napoli, se ci riesce a gennaio, assolutamente deve prendere Wallace dell'Udinese e Deulofeu, sacrificando Politano. Deulofeu è imprendibile, è un giocatore che ci darebbe molto, ma molto in fase realizzativa, è fenomenale Deulofeu, la palla è funnampolico, cioè è fortissimo. È vero, Enzo ti saluto perché siamo in chiusura. Ok. Ciao, grazie. Napoli, speriamo che a Roma che ci andrà bene sicuramente. Ciao. Speriamo, dai. Allora, piccola chiosa su Deulofeu, in un'intervista recente ha detto io non si è chiusa la trattativa col Napoli perché il Napoli voleva che facessi un ruolo che poi il suo vecchio ruolo, cioè l'esterno a destra, a occorrenza esterno a sinistra, quello che faceva sia in Premier League sia nel Barcellona, ma lui ha detto io adesso, essendosi scoperto una grande seconda punta che svaria su tutto il fronte d'attacco, insomma al Napoli non era il progetto tecnico che voleva e quindi ha deciso di rimanere all'Udinese, quindi difficilmente verrà preso. La stessa cosa per Wallace, che insomma, è comunque un cardine dell'Udinese. Non penso che, visto che la squadra stia andando bene, che per Paolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, lo lasci andare a cuor leggero. Detto questo, io saluto tutti, chiarito con Raffaele il fraintendimento della maglia. Saluto chi ci sta scrivendo dalla Corea, buongiorno guys, forza Napoli sempre dalla Corea, grande Napoli, grande Kim. Saluto Nando, Lina Vernaccia, Vincenzo Cimmino, Giovanni e tutti Luigi Grande, eccetera eccetera, tutti quelli che ci hanno scritto. Ore 17:01, quindi ho sforato anche di un minuto, ma ringrazio per la pazienza del grande Emanuele Bernardo, ringrazio di nuovo il nostro Peppe Cautiero per le grafiche. Io vi do appuntamento con il filo diretto per domani alla stessa ora, dalle ore
16 alle 17, nuova puntata del filo diretto da passare con voi. Ciao!